Abbiamo molte richieste di chiarimenti su come preparare e mescolare ipervetro, quindi questo è un piccolissimo tutorial su come mescolare questo prodotto sia nella confezione da 1 litro sia se vogliamo dividerlo in due. Adesso vi facciamo vedere la confezione integra. Allora, ipervetro è una resina epossidica, dobbiamo mescolare il componente A con il componente B perché l'insieme formeranno la catalisi. Tutto però inizia con la miscela dei due singoli componenti. Allora, quando la componente A è morbida, possiamo prendere la componente B, che è la più liquida, e versarla dentro nella componente A. A questo punto mescoliamo per almeno 3 minuti, in questo modo parte il processo di catalisi che rende il vetro così resistente a tutte le sostanze e totalmente impermeabile per bagni e cucine. Bene, adesso abbiamo visto una latta da 1 litro, adesso vi faccio vedere a smezzarla, come se un giorno usate mezzo di questo prodotto e il giorno dopo mettete da parte e lo mescolate successivamente. È un po' complicato, vi faccio vedere. Ci vuole una bilancia, qui ne abbiamo una, segna 0, metto la lattina vuota, fa 75 grammi. A questo punto tolgo la tara, qui c'è un bottoncino e lo porta a 0. Quindi prendo la componente A e verso 400 grammi nella lattina vuota. A questo punto prendiamo il componente B e mettiamo a 165 grammi per arrivare a 565 grammi in totale. Bene, adesso mi sono avanzate le 2 mezze lattine, le chiudo bene e le posso riutilizzare quando voglio perché non essendo mescolate non catalizzano e quindi possono rimanere lì ancora per diversi mesi. Buon lavoro!